sì, però, tipo torrente. Però voglio dire qualcosa a mia. Cioè, tu mi hai messo alle strette, significa il tempo di reazione, il tempo di pensare non c'è stato, perché lui sapeva già che io inventavo tante cose. Per esempio? Beh, tu una volta dicevi poesie, improvvisazioni, quello che... Sì, è vero. Ogni anno puoi pensare, secondo me ti senti, un qualunque cosa. Ne puoi sparare tante, cavolate, cazzate, poesie, filastrocche, monoli. A volte non ne puoi sparare perché magari dentro c'è altri problemi, però il giorno era il periodo era in vena di esibirmi e avevo voglia di trasmettere qualcosa. Forse la facilità è di avere la conoscenza. Hai trasmesso in tutta Italia, la gente ha preso quel monologo e ne ha fatto un pezzo teatrale nella zona del Friuli Venezia Giulia. Hanno preso le tue parole e ci hanno montato su uno spettacolo, lo sai? Sì, però loro non lo sanno che esiste la persona. E la persona, se non c'è il liberatorio, non si devono neanche liberare facilmente la mente. E non è una cattiveria quello che dico, però ci vorrebbe più rispetto, magari perché no, i diritti d'autore che non ci sono mai stati. E io non li sto cercando subito. Perché tu sei iscritto alla SIAE. Va bene, tu non puoi dire quello, però ci sono danni morali se una persona lo usa male. Qualcosa ci sarà da difendermi. E tu ci hai pensato? Beh, ci ho pensato perché tutti gli artisti partono con rispetto. Ah, quindi tu sei un artista? Beh, perché io ho inventato le cose mie, sicuramente non le ho copiate né da te né dagli altri. E che cosa hai inventato? Beh, solo di dirti una parola, quando io ti ho detto cosa fare un chilo d'oliva non stagno, stagno e olio, non ho capito cosa volevo dire, tante cose in un attimo. Ho pensato stanlaure, olio, oliva. E beh, basta pensare a una cosa che non lo dicono gli altri. Io ho avuto il dono a quello, non per essere presuntuoso. Qualche altra perla non ce la dici? Meglio uscire da casa pagato che uscire in televisione sfruttato. Un'altra perla, metafora strana e originale. Come hai detto a te prima, bisogna essere elettrici, non molto tecnici, filosofi e tutto, però la filosofia la può avere uno dentro, a patto che ci sia un chiarimento con altri, che molti fanno capire se ti vogliono per un motivo che ti dia vita, non ti dia dispiaceri. Ma che cos'è la filosofia? Ma la filosofia, io all'università non sono stato, io penso che sia qualcosa che, lo dice la parola, che fila in modo bene, scientifico, che lo spieghi in modo molto tecnico che entra nel cervello degli altri e crea frutti buoni. Senti, che cosa ti è rimasto di tutte quelle performance che tu facevi al Teatro Alfieri oppure con la Pola, i primi periodi nel teatrino di Via Collegio, mi sembra che fosse? Sì, sì, Via Genovesi. Anche. Cosa ti è rimasto? Mi è rimasto che quel periodo, poi prima c'era avanti un altro anche, mi è rimasto che nella storia ho avuto l'occasione di avere la facilità di trasmettere e presentarmi senza fare concorsi come oggi, conoscenze. Ma tu ci andessi a Grande Fratello oggi, per esempio? No, la verità, forse sceglierei più che altro, se fatto bene, forse c'era anche una proposta, fare un film sarebbe quello che mi manca. Un film? Con chi? Beh, c'è già... Con De Sica, con Pieraccioni, con chi? Ma il più che abbinato alle mie idee è Verdone, perché ironico, intellettuale, umile, sportivo intellettuale, persona giovanile sempre, ha belle presenze che magari mi fa esprimere molto di più l'ironia e fantasia. Ho capito. Senti, ma tu tutti gli altri sono bravi comunque. Ti ricordi che cosa facevi? Ti ricordi che entravi con la chitarra? Ma la sapevi suonare la chitarra? Ma la chitarra la sapevo suonare ancora oggi, però la verità, dopo un periodo di digiuno, forse dopo la storia di Sant'Efisio, la verità ci sono stati vari particolari problemi, oppure ho manifestato tristezza e disappunto che ho visto che mi hanno ignorato, se vogliamo dire così, altri artisti, altri autori, non mi hanno dato la possibilità di essere protagonista e fare qualcosa tutto mio. Perché dico Bortis? Aspetta, non concludo quello. Allora la chitarra l'ho appesa come le scarpe di un calciatore al chiodo, però ho intenzione di riprenderla. E però ho detto questa battuta, mi ricordai questa battuta, la chitarra diventa un avvocato. Questo faccio un programma con un artista sardo, dicevo, la chitarra per me è un avvocato. Perché è un avvocato? A parte la musica fa bene, è una terapia per tutti. Ho detto la chitarra ha le corde. La chitarra la sfascio perché le corde non si accorgono, si scorda di accordarsi.
se non ti accorgi te neanche loro si accordano. È un accordo che fai con la vita, tipo un notaio, per andare avanti e per star bene. Io quasi quasi chiudo qui l'intervista perché con questa massima potrebbe essere che la legge no, ma invece ti voglio chiedere una cosa, quali sono le tue aspirazioni? Mi hai detto recitare nel cinema, ma ti ricordi qualche performance che avevi fatto nel periodo, le canzoni, Beh, che la gente un po' provocatoriamente fischiava e tu più fischiavano loro e più alzavi tu il timbro della voce, Sì, io e mi più ricordo- alzavi il mi timbro della ricordo voce più la gente fischiava forte e tu ancora più in alto. No, io mi ricordo una cosa su tutte, per non dire tanto, i santi protettori, una battuta un po' per essere serio, ma non voglio essere serio, ve lo dico perché l'intervista è alla base di essere un po' giusta dalla presenza dell'uomo, cioè seria, non devo essere molto scemo. Non è facile fare un'intervista seria, talvolta No, no, con vabbè, le cose che tu però togli va fuori. bene, va bene, Io io- non voglio sparare né sulla Croce Rossa né su altro. No. Però volevo dire, ecco, per esempio, noi abbiamo visto prima un altro personaggio, però era interessante sapere che fine aveva fatto Nico Bortis. Rifaccio la domanda, perché Nico Bortis? Ecco, Nico Bortis, innanzitutto tanti anni fa, forse 21 anni fa, giusto? O forse se non di più, 1981 sino all'83 mi sono congelato in Marina alla Spezia. Avevo il dopo avventunato che ho detto io, avevo l'idea sempre di suonare e cantare, come abbiamo accennato prima. E avevo visto una capitano lungo corso, che lui è proprio un nannetto, se voglio dire volgarmente così, una persona molto bassa, 1,20, e lavorava per la Marina nell'arsenale militare, e lui si chiama Elian Bortis, e io ho subito venuto, come sempre mi veniva a inventare le cose, Domenico Nico Bortis. Che bello, suona bene. Ho chiesto a lui se le piaceva darmi questo cognome prestanome per fare Nico Bortis, e parlo sempre di quegli anni, per fare un qualcosa. Ho detto, se divento artista magari darò qualche omaggio, però voglio scegliere Nico Bortis, il tuo mezzo nome, col mio fine del mio nome, fai Nico Bortis. E così ho inventato, e all'epoca facevo Io sono nano, amiamoci. Infatti quando improvvisavo... La facevi? Io sono nano, amiamoci, suonavo quando con la chitarra. E com'era quella Io sono nano che non arrivo? Vabbè, un po' avventunato era stata cambiata. Io sono nano, yeah yeah, yeah, non ci sto. C'ho un po' Vabbè, vai avanti, no, ti scusiamo. Voglio vivere un po', la mia vita ce l'ho, oh no, piccolo sarò, yeah yeah yeah. E continuavo così, perché purtroppo, deve scusare se sento un po' male. E poi invece Amiamoci, sempre scritta da me, avevo sempre da inventare. Un sogno mi son fatto di averti al mio fianco, se vuoi cantare insieme a me, non nasconde il primo angolo, ma la strada è lunga per raggiungerci noi. Amiamoci, amiamoci, il tempo passerà, non si sa mai, non si sa mai, quello che hai detto te va bene anche a me, questo è amore. Poi continua. Poi per seguire sempre il pubblico, come tutti si fa, dico sempre le parole per tirare il pubblico. Io avevo inventato una canzone che dicevano che è preso un po' da Baglioni, un po' dei Venditti, e ho fatto io, grazie Nico. Grazie Nico, cosa ci hai fatto tu d'amico? Grazie Nico, giorni, mesi e anni sotto le stelle per esprimere le parole della tua mente, e l'infanzia, il presente, poesie e canzonette, ma la gente ti tinge di successo e riflette come raggi di